Ui, siete caduti, madonna mia, siete caduti. Fatevi alzare da terra. Una mia accettata, madonna mia. Vi siete fatta male, vi siete fatta male. No, meno male. Madonna mia, che paura. Madonna. Una mia, non fate così, visto che gli ospedali sono un problema. Un ginocchio è un po' sbucciato. Volete che vi prenda un po' di ghiaccio? Un po' di ghiaccio? Chiamiamo un guaglione, ah. Pasqua, Pasqua, Pasquale! Hai visto quando uno chiama non sente mai. Pasquale! Ah! Pasqua! Finalmente sei venuto, Pasqua, porta un po' di ghiaccio a donna Carmela, che si è fatta male un ginocchio, mannaggia, pumba. E che giornata, che schiarata. Mamma mia. Ora a me, un po' di pazienza. Lasciatemi stare, io da stamattina sto come al solito io penso. No, a me non è che penso troppo, mi dovete credere, è che uno riflette su tante cose, su tante situazioni. Pasquale, bravo, metti vicino pochi ghiacci a una Carmela. È tutto a posto. No, lo so che è freddo, ma dovete sopportare, quello vi calma, se si dovesse gonfiare non si gonfia. Vabbè, vi sentite un po' meglio? Meno male, una Carmela, meno male, che paura. No, non è che riflette, una Carmela, accanto a delle cose simpatiche, per esempio, io rifletto anche sui drammi, sui vari drammi che noi abbiamo, Però vi dicevo una cosa simpatica, una Carmela, stamattina riflettevo su una canzone napoletana, Luna Rossa. È una bella, certo, è una bella canzone, sì. Però è una canzone strana. Vedete che cosa dicono i versi? Vaga distrattamente camminando. C'è questo diciamo che cammina senza badare a destra, a sinistra, o no? Si arriva in macchina, su una che è distratta, non bada a quello che lo circonda. L'occhio sotto il cappello hanno scanuto, quindi non vede nemmeno. Oltre che è distratto, questo non vede nemmeno. Vaga distrattamente camminando, l'occhio sotto il cappello hanno scanuto. Quindi non vede niente. Mani in da sacca e bava alzata. Cioè questo qua è completamente cieco. È cieco, onestamente è cieco. Non vede proprio niente. Perché? Distrattamente. L'occhio sotto il cappello hanno scanuto, mani in da sacca e bava alzata. Immaginate questo poveretto come cammina. Cammina che è un pericolo pubblico per lui e per gli altri. Poi, e questa è la prima parte, no? Poi dice, a Luna Rossa mi parli di te e te fuori al balcone stanotte e 3. Cioè la Luna Rossa mi parla di te fuori al balcone stanotte alle 3. Immaginate questo alle 3 di notte, no? Sai in due giorni, non so se si tiene un cappello, bava, alzato, non lo so o si tiene un pigiama, perché questo appunto non lo capisco. Però va fuori un balcone e si mette a parlare della fidanzata con la Luna. Cioè, è un massimo. E vedete, certe volte le canzoni napoletane pure sono strane, non è che me... però l'umanità è strana, non è che me è molto strana. E la Luna Rossa mi faceva riflettere, con la stranezza delle parole che la compongono, mi faceva riflettere sulla stranezza degli esseri umani. È chiaro? Noi tutti quanti ci stiamo spaventando per questo virus, il coronavirus, no? Covid-19, come lo vogliamo chiamare. Però, nessuno si spaventa e nessuno muove una mano per i tanti bambini, vecchi, anziani che muoiono sotto le bombe in Siria, in Afghanistan, nelle varie parti del mondo, no? Non si spaventano affatto, niente, manca una parola. Ogni tanto vedete adottate un bambino, 7 euro al mese. Però se quello di 7 euro al mese, no? È chiaro. Io presuppongo che quando mi arriva la pubblicità, questi qua devono avere un'organizzazione, devono avere delle persone, no? Che provvedono, cioè dei lavoratori, qui danno lo stipendio a questi pezzoni. E 7 euro che voi date, che noi diamo per questi bambini, 9 euro, quello che siano, no? Quando ne arrivano realmente al bambino? Questo non me l'ha mai spiegato. Quindi ha adottato un bambino,
con 7 euro al mese. Immaginate che i miei figli per adottarli ci è avuta la mano di Dio, sacci soltanto quello che mi costano ancora oggi che sono sposati e che hanno i figli, mi costano in tanti lasciamo stare, voi mi capite, no, la umanità è strana, non è è strana, è strana, è strana. Ci preoccupiamo dei tanti morti del virus, è giusto che ci dobbiamo preoccupare, ma non ci preoccupiamo dei morti in Africa perché bevono l'acqua sozza, fetente, inquinata, hai capito? Che qua bevono a casa rovinano le viscere, carne malata, non lo so, l'umanità è strana, non è che me, cioè si muove solamente quando la paura ci colpisce da vicino. Quando non ci colpisce da vicino, noi non ce ne importa di niente e di nessuno. Non era a me, perciò riflettevo sulla Luna Rossa, la canzone, e poi riflettevo sul fatto della gente che muore. Vedete, dove abito io, non era a me, dove abito io, no? È successa una cosa che lasciamo stare perché non voglio fare una denuncia politica, quasi non si scambia sempre che uno dice una cosa perché è contraria, però vedete, dopo che succede un certo fatto, si chiudono le strade, cioè facetemi capire, facetemi capire. Voi già sapete che in un certo condominio è successo quello che è successo, è chiaro, ci vuole una settimana per sanificare questo condominio e ci vuole quasi una settimana per chiudere le strade. Nel frattempo vedete quanta gente si è infettata. Cioè veramente o c'è sta molto dilettantismo che la gente non capisce niente, molti politici non capiscono niente, oppure c'è la malafede, oppure non lo so, non è me. Io veramente sono un po' salanuto, giunta alla mia età, ma quale guaglione, non è per me. Voi morite sempre guaglione perché voi avete la veneranda età di 82 anni, non è per me. Io ce n'ho 62, Il piccolino che voi ricordavate tanto tempo fa, una per me, non ci sta più. Ormai sono un uomo anziano, un uomo che si avvia a grandi passi verso la terza età, e se vogliamo essere ottimisti, 20-25 volte che sparano le botte all'ultimo dell'anno, io non ci sto più, ma 20 volte che sparano le botte, perché è una gamma è facile, perché passano i botti ci sparano all'ultimo dell'anno, no? L'ultimo dell'anno è passato Natale e fra 20 anni dice sono una cosa. Io quando me ne andrò da questo mondo, mi dovete credere, rimpiango poco niente, perché è uno schifo, è uno schifo totale, mi dovete credere, io non riesco a capire niente, non riesco a farmi una ragione, non riesco a... è un mondo strano, un mondo strano. Poi volete fare una cosa buona, tutto quanto vi criticano, tutti, il Papa, sì, Papa Francesco, sì, avete capito bene, Papa Francesco, non si fida di cammino, è vecchio, è malato, sta in una stanzetta di quella pensioncina, salvate tutte le cose loro che tiene vicino, eccetera, eccetera, e che si dice? Papa tutti i soldi che ottiene perché non tiene dei poveri, la roppa che ha dato tutta ai poveri attuali, i poveri di domani, chi ci pensano per me? Ditemi voi, chi ci pensa? Non ci pensa nessuno, perché intanto offrono dei soldi. Che ne fa i soldi del Vaticano? Oh no, per me, e se quanta gente mangiano quei soldi, si fanno emissioni, perché quei poveri bambini che dicevi che stanno sotto le bombe, se non fosse per la Chiesa e per qualche organizzazione umanitaria seria, chi pensasse, non per me? I poveri che stanno in Italia, nel mondo, chi pensasse? I barboni, chi pensasse? E allora, noi siamo bravi solamente a criticare, noi critichiamo solamente, mi è venuto lo schifo, mi dovete credere, non a me. Sono proprio disgustato, sono proprio... non lo so a dire, come un'altra cosa, no? C'è una canzone vecchia, scritta, credo da Ea Mario, se non mi sbaglio, che dice
Io che sono stato infame e disertore, voglio che figlio mio combatta e muore. Cioè, io che sono stato cattivo di animo e disertore, voglio che mio figlio combatte e muore per la patria. Questa è una canzone, ma quando si sentiva io che sono stato infame e disertore, voglio che figlio mio combatte e muore, la gente piangeva, senza pensare che quello era un padre snaturato, il quale aveva pensato in pieno egoismo a salvarsi la pelle, a farsi i fatti suoi e poi alla fine che fa? Per riscattare se stesso va a trovare un figlio, ce ne fa una pelle, che il figlio muore a posto suo. L'umanità è strana, non per me, è molto strano, molto strano. Ma sono vari episodi che succede, si possono vedere dappertutto. Ci sta, vedete, io non so cosa pensare. Sono molto stanco, veramente, sono stanco, però no, veramente, no, io vi voglio ascoltare. Ditemi. Eh, mm, certo. Uh! Avete ragione, sì. Ci stanno un sacco di gente per bene, gente che veramente si impegna per gli altri, gente che fa tanto per gli altri, ed è vero. L'umanità è strana, però è bello, è come i dita della mano, eh. Vedete queste dita? Oh, sono diverse, chi è corto e chiatto, chi è media altezza, è normale, chi stadio più lungo, chi stadio frate chi state, vedete, hanno la stessa altezza, chi è sick e corto, però tutti insieme, queste dita, quando afferrano, servono tutte quante, Quindi l'umanità nella sua interezza serve a tutto, serve tutto, e ci dobbiamo fare una ragione, dobbiamo vivere per gli altri. E mo il ginocchio come sta, fatemi vedere. Ah, sta famarone, grazie Gesù, non si è gonfiata, date un bacetto, vi abbraccio, un bacetto bello bello. Ah, che bello Vasil Maradona Carmel, e dammi un Vasil pizzachill, e dammi un Vasil a pizzachill. Ci vediamo con l'aiuto di Dio domani, sì, ci vediamo domani, vi abbraccio, vi do tanti bacioni.